Dottor Colucciani, una vita a Malpensa, qual è il suo ricordo che porterà nel cuore? Di ricordi a Malpensa ne ho tanti, e dopo 30 anni, 25 anni a Malpensa, perché 5 li ho trascorsi a Orio, veramente ho tanti ricordi, bellissimi, intensi, ho vissuto momenti bellissimi, anche momenti forti, però io porterò con me Malpensa in toto, cioè per me Malpensa è la mia seconda casa e quindi ho passato tutta gran parte della mia vita qui, quindi ho tanti ricordi e sarebbe difficile sceglierne uno in particolare. Come l'ha vista crescere? Perché è cambiata negli ultimi 30 anni, quindi è un aeroporto internazionale, quindi anche il lavoro della Polaria è cambiato. È cambiato tanto, ma il cambiamento grande è stato con l'apertura del Terminal 1, lì è stato proprio un cambiamento epocale. Siamo passati dal vecchio Terminal 2, che era quasi a conduzione familiare, ad un aeroporto intercontinentale. Il giro di poco è stata un'esperienza molto importante e per noi il lavoro è cambiato tanto, perché il nostro lavoro come polizia di frontiera è molto impegnativo, i passeggeri sono tanti, i problemi di sicurezza, è uno scalo internazionale, è un obiettivo sensibile, quindi richiede la massima attenzione da parte delle forze dell'ordine, coordinate sempre dalla Polizia di Stato, quindi sono sicuro comunque che lascerò un aeroporto sicuro, ecco. Ha coordinato anche per Milano Expo, adesso però perderà le Olimpiadi di Milano Cortina, le vedrà da spettatore. Sì, adesso lascio il testimone agli altri, ma sono certo che tutti nell'ambito delle proprie competenze affronteranno le nuove sfide con il massimo impegno e sicuramente faranno il meglio. Senta, un neo che non è riuscito a risolvere, che le dispiace non aver concluso. Non saprei, veramente non saprei, perché qui viviamo quotidianamente con problemi che vanno risolti, affrontati volta per volta. Non saprei dire un neo in particolare, non saprei, ci sarebbero tante cose insomma ancora da sistemare per andare avanti e per rendere l'aeroporto sempre più efficiente, performante, però non ho un neo in particolare. Per me è a posto.